Banca Ifis con questo progetto Primavera del Cuore vuole collaborare con il settore pubblico cercando di aumentare e migliorare la prevenzione sull'infarto miocardico acuto e quindi prevenire l'ospedalizzazione, creare un percorso di screening. Questo secondo modulo prevede un arruolamento di 500 persone fra i 50 e i 70 anni, non solo soggetti con fattori di rischio, ma soggetti che devono sottoporsi a una diagnosi di prevenzione. L'infarto miocardico acuto è probabilmente la prima causa di morte che non prevede una cura vera e propria ad oggi, e quindi lo screening lo screening integrato è l'unica forma di supporto che in questo momento esiste. IFIS è attenta alle persone, è attenta al territorio, diamo credito, ma insieme al credito cerchiamo di essere vicini al nostro paese e a integrare quello che già il nostro paese fa. In questo caso il tema è la salute, è la prevenzione. Vediamo nell'ospedale un luogo dove sempre di più si cura l'emergenza, si cura la patologia grave, ma il settore pubblico non riesce, non per volontà, ma per processi, a creare l'iter nella prevenzione, nella diagnosi di molte patologie. In questo caso Banca Ifis su Venezia, questo è un progetto che riguarda principalmente la provincia di Venezia, vuole sostenere il territorio e creare un iter di diagnostico che possa essere di supporto al settore pubblico. I cittadini potranno essere aiutati con questo progetto? 500, circa 500 cittadini, 50-70 anni è l'età media per sottoporsi a questo screening. Troverete sul sito del comune, sul sito di Banca Ifis e da parte credo di molti giornali le informazioni per poter capire come arruolarsi. Credo che sia un'ottima iniziativa per avere gratuitamente uno screening del cuore a 360 gradi.